Qualcuno mi ha ripreso col mio stile che ho, me lo tengo, non cambierò a 64 anni, ma io non posso accettare che poi è normale che sia così alla PANSAC, dove sono presenti deputati della Repubblica di questo territorio, dove ci sono i sindaci di questo territorio, dove ci sono le organizzazioni sindacali di questo territorio, e pur capendo lo stato d'animo dei lavoratori ci dicono: guardate, non avete fatto niente per noi. Cioè noi siamo andati 23 volte a Roma come amministratori per cercare di raggiungere un obiettivo. Abbiamo coinvolto i deputati, abbiamo fatto interrogazioni, abbiamo fatto interpellanze e non riescono, e nessuno dice niente, che non c'era Zacariotto, non ci sono i sindaci di centrodestra, non c'è la ragione. Perché il lavoratore poi alla fin fine dice: cara, io domani mattina, voi siete lì che lavorate, che avete il vostro stipendio, che avete la pensione, che avete i vostri interessi, ma noi siamo qua domani mattina, non abbiamo una lira, abbiamo marito e moglie che lavorano, non ce ne frega niente. E se passa questo concetto, vuol dire, ritorno, c'è un concetto di democrazia forte che ci attraversa e che noi non riusciamo a governare più dopo.